Un film che, tra gli altri, avrà un compito importante che forse è passato un po' sotto traccia: chiudere l'incidente diplomatico che si era aperto il 15 novembre 2019, nei giorni della tragica Quarta. Il thriller di chiusura della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Lasciami andare, con la regia di Stefano Mordini e la presenza di un grande cast con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maria Sansa, Serena Rossi ed altri, fece infuriare il sindaco e molti veneziani. La scelta su questo film è stata dettata esclusivamente da motivazioni artistiche, ma c'è un curioso retroscena. Stanno girando nonostante la situazione e devo dire che non ci hanno trattato nemmeno tanto bene, però adesso provo magari ad avvicinarli quando terminano la scena. In una piazza San Marco sommersa dall'acqua, the show must go on. Così, quel giorno, l'attrice principale Valeria Golino aveva risposto al microfono del nostro Christian Arboit. Signora Golino, siamo in diretta su Antenna 3. Cosa ne pensa di questa Venezia ferita? Beh, ferita, sì. Come no? Fa male? Beh, certo. Ecco, sì Nicola, non è... Sì, però allora, ho bisogno che voi andiate di là, ho bisogno che non intervistiate l'attrice, noi stiamo lavorando. Indignati i cittadini e commercianti, dura la reazione del sindaco Luigi Brugnaro, che in prima persona si schierò per allontanare la troupe. Siamo andati via io, siamo andati via che ci ho detto che si vergognano, e quelli sono quelli che vogliono raccontare la Venezia che non c'è. Sarebbero i famosi partito del no, dei rancorosi, quelli che sono sempre tutto loro, gli scienziati, seori, prepotenti, arroganti e ignoranti. Quindi li hanno mandati via proprio cacciati. Cacciati, li abbiamo cacciati, con la polizia, con le forze dell'ordine abbiamo mandati via tutti. Una certa soddisfazione anche. Ma Valeria Golino, Stefano Accorsi gli hanno detto qualcosa? Non me ne frega niente cosa dicono, non so se cosa mi hanno detto, posso dirgli soltanto che si vergognano. Sul tappeto rosso della mostra scoppierà la pace con la città? Il film di chiusura non è quello di apertura, commentano tra il serio e il faceto alcuni addetti ai lavori. Incidente diplomatico chiuso? Non resta che aspettare.